Ben ritrovati a un'altra puntata di Auto da Fè, la nostra rubrica di approfondimento. Io ho il piacere di avere con noi, un'altra volta, Don Stefano Caprio, che adesso brevemente presenterò e che intanto ringrazio per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Salve, Don Stefano. Allora, Don Stefano Caprio nasce a Milano nel 1960, sacerdote diocesano, ordinato a Roma in rito bizantino-slavo nell'85, attualmente incardinato nell'arcidiocesi di Milano, vicario della parrocchia di San Luca Evangelista, missionario in Russia dal 1989 al 2002, docente di storia e cultura russa al Pontificio Istituto Orientale di Roma dal 2007, studioso ed esperto di mondo russo, docente di storia, filosofia, teologia e cultura russa. Nel novembre 91 ha fondato, è uno dei fondatori dell'Istituto di Teologia per Laici San Tommaso d'Aquino di Mosca, subito dopo il crollo del muro di Berlino, insomma, in quel decennio scarso, come lei ha scritto, in cui si è respirato qualcosa di democratico, diciamo così, no? Si sembrava che si aprissero le porte della democrazia. Ha insegnato patrologia e teologia dogmatica fino al 2002 all'istituto. Dal 2000 al 2002 è stato assunto anche dall'Università Statale Umanistica di Mosca per un corso di storia della teologia cristiana. Autore di diversi articoli e pubblicazioni sulla storia e la cultura russa, tra i quali anche, credo di perenne attualità, il libro Lo zar di vetro, la Russia di Putin, edito da Yakabuk nel 2020. Per Asia News, il sito di informazione molto bello del Pontificio Istituto Missioni Estere del PIME, cura Mondo Russo, che è una rubrica o newsletter dedicata esplicitamente alle questioni russe, alla Russia. Don Stefano, proprio da Mondo Russo, dalla newsletter di Asia News, io vorrei partire con il riferimento agli ultimi articoli che lei ha pubblicato. Lo segnalo a chi ci sta ascoltando che il dorso, la newsletter di Mondo Russo, è densa di articoli molto utili, a mio giudizio, di lettore e molto interessanti per capire che cosa sta succedendo in Russia. Ne potremo citare moltissimi, mi limito agli ultimi tre per comodità e anche perché uno di questi ha una strettissima attualità, nel senso che ci offre un suggestivo paragone e anche un ragionamento molto pieno di riferimenti pragmatici, un suggestivo paragone tra lo zar di Russia e l'imperatore d'America. Lo prendo dal titolo del suo articolo, Stefano. Putin e Trump. È suggestivo, diciamo, il titolo, ma in realtà sono molti i punti di contatto tra il Make America Great Again, il programma di Trump, e il sogno putiniano del Ruski Mir, perdoni la pronuncia, Don Stefano. Insomma, tra i due disegni politici c'è molta sintonia. E questi due disegni, glielo chiedo subito, rischiano a suo giudizio veramente di plasmare il mondo post-globalista che ci sta davanti? Bisogna ricordare che ancora quando Trump venne eletto la prima volta nel 2016, la Duma, cioè il Parlamento di Mosca, si alzarono tutti in piedi ad applaudire con entusiasmo, perché vedevano in questa figura allora, quindi in tempi diciamo più pacifici, più tranquilli, una loro vittoria, nel senso che la Russia ha contestato il globalismo fin dall'inizio, o meglio, negli anni 90 sembrava essersi inserita nei meccanismi globali, ma la Russia ebbe già nel 1998 un crollo delle piramidi finanziarie che si erano create, e da allora poi nel 99 è cominciato il governo di Putin, che poi è diventato presidente, e ha sempre cercato di contestare il globalismo come una forma di dominazione dell'Occidente, di dominio dell'America. E adesso con gli sviluppi degli ultimi anni, gli sviluppi militari e anche politici, la rottura della Russia con l'Occidente, il tentativo di creare un blocco anti-occidentale, quello dei BRICS, con l'appoggio della Cina, l'idea di fare un mondo multipolare. Mondo multipolare vuol dire un mondo diviso tra Oriente e Occidente, in cui la Russia si situa nel mezzo. Quindi ha bisogno dell'impero americano per poter dire noi siamo la controparte. Quindi diciamo una nuova sorta di, non dico guerra fredda, ma di mondo da guerra fredda.
Assolutamente sì, e questo è l'esito della guerra calda in Ucraina, che è una guerra locale, storica, perché quelli sono territori dove russi e la parte occidentale della Russia, Polonia, nei secoli hanno sempre combattuto. È lì il punto di frattura. Ma c'è dietro anche appunto il risentimento per la fine dell'Unione Sovietica, che era la grande potenza che rappresentava l'Oriente contro l'Occidente, e la guerra fredda era per loro l'ideale. Oggi l'esito della guerra in Ucraina, che speriamo a livello appunto di scontri armati finirà entro quest'anno, sarà sicuramente una nuova guerra fredda, non sarà la pace, sarà la guerra fredda che noi abbiamo confuso per anni con la pace. Ecco, in questo articolo su Putin e Trump del 25 gennaio scorso, lei scrive, quello che ci ha appena detto, che l'inaugurazione della presidenza americana di Trump anche stavolta ha suscitato in Russia un'ondata di entusiasmo, no? Quindi la minaccia di sanzioni non preoccupa, perché vengono viste un po' come uno stile tipico di Trump, un modo tipico di Trump, per poi in realtà andare al dunque. A Trump piacciono questi metodi, dicono i russi, no? Quindi diciamo la posta in gioco non è quella economica e quella dei dazi, diciamo così, è quella che diceva lei, cioè il riposizionamento della Russia sullo scacchiere globale. E tra l'altro lei sottolinea che i toni del primo discorso ufficiale di Trump sono stati decisamente in stile molto putiniano, no? Ecco, questa empatia lei la riscontra ed è riscontrabile anche a livello di popolo russo, per quel che può contare, va detto purtroppo, il popolo, o è una questione di élite politiche? C'è sicuramente una casta politica imposta da Putin fin dai primi anni del suo governo, quella che viene chiamata la verticale del potere, che ha escluso ogni forma di opposizione politica. Per esempio, i governatori. In Russia la federazione ci sono 100 regioni e sotto Yeltsin erano molto autonome, anzi Yeltsin diceva prendetevi tutta l'autonomia che potete. E invece Putin, già dal 2003, quando c'è stato l'attentato dei ceceni a Beslan, per evitare nuovi problemi regionali, ha detto basta con l'elezione dei governatori. I governatori vengono nominati dal Cremlino. Quindi non ci può essere una opposizione politica anche a livello appunto regionale. E negli ultimi anni c'è poi un processo di repressione di tipo staliniano, per cui essere agenti stranieri, cioè avere contatti con l'estero, essere persone sgradite o comunque che non corrispondono ai criteri, viene subito applicata l'accusa di terrorismo, l'accusa di estremismo, e quindi anche chi è contrario non può più esprimersi, mentre diciamo per un po' di anni c'è stato un movimento di protesta, quello soprattutto animato da Alexei Navalny, un movimento Sì. giovanile. Tra l'altro siamo praticamente ormai a un anno dalla morte di Navalny. E lì questa cosa si è chiusa, quindi c'è una gran parte della popolazione che non può proprio esprimersi. E quindi la maggior parte, diciamo, cerca proprio di non entrare in questi argomenti, fa la politica dello struzzo. È anche vero che però c'è una propaganda molto forte che cerca di rianimare lo spirito patriottico e anche usando argomenti religiosi. Sì. Mentre lo spirito patriottico sovietico era ideologico, questo è un patriottismo religioso molto spinto anche dalla Chiesa ortodossa, che però a sua volta ha un influsso molto relativo sulla popolazione. Comunque c'è una fascia ampia della popolazione che è stata esaltata da questa idea patriottica, o che magari non è neanche favorevole alla guerra, però è contraria agli occidentali, per tradizione anche russa. Diciamo, noi non vogliamo fare la guerra, se però quelli fanno così, e allora se bisogna fare la guerra dobbiamo sconfiggerli. E poi apriremo anche il capitolo degli 80 anni dal 1945, no? Che ha assunto una dimensione simbolica e propagandistica e anche di costruzione politica non indifferente. Intanto le volevo chiedere, lei li elenca sommariamente nel suo articolo, i temi che rendono Trump e Putin abbastanza simili nella predicazione, no? Abbiamo bisogno degli Stati Uniti perché noi siamo altro, però ci sono molti punti di contatto, no? Quindi sovranismo, come lei diceva prima, la difesa dell'identità e il no allo straniero,
la missione, diciamo così, del popolo americano o russo per la salvezza del mondo. Insomma, sono due ideologie speculari che hanno bisogno in qualche modo una dell'altra, tutto sommato, no? Ma questo implica, diciamo, che un terzo attore come la Cina, secondo lei, Don Caprio, sia messo al margine da questa visione mondiale, tra virgolette, multipolare, o è, diciamo, uno degli attori fondamentali? Beh, vede, la Cina è un altro impero, e quindi l'impero dell'estremo oriente, quindi rientra un po' in questa logica. Diciamo che oggi, se ai tempi sovietici la Cina era considerata un vassallo dell'Unione Sovietica, oggi può essere più la Russia un vassallo della Cina. È il terzo elemento, o meglio, il terzo elemento è sempre la Russia. La Russia ha questa caratteristica di essere sia Oriente che Occidente, è la cosiddetta Eurasia, che però ha un territorio sterminato anche se una popolazione molto limitata, e quindi cerca di stare in mezzo sfruttando l'alleanza con la Cina, la quale a sua volta sfrutta l'alleanza con la Russia, ma anche gli affari che riesce a fare con l'Occidente, perché la Cina non è sotto sanzioni, anche se ci sono limitazioni di vario genere. Sì, ci saranno dazi, ma fino a un certo punto. Bisogna rendersi conto una cosa, che la Russia e l'America hanno una vocazione imperiale fin dall'origine. Tant'è vero che il primo zar di Russia nel 1500, Ivan il Terribile, quello che ha cominciato a conquistare la Siberia, si iscriveva con la regina Elisabetta d'Inghilterra, la regina vergine, che a sua volta stava creando l'impero anglosassone. Il primo stato degli Stati Uniti d'America si chiama la Virginia, in onore della regina vergine. E questi due, lo zar, cioè l'imperatore russo, e l'imperatrice anglosassone, si apprezzavano. Sono nati insieme perché sono derivati dell'Europa, tutti e due, sia l'America che la Russia. Sono venuti la Russia alla fine del primo millennio, l'America a metà del secondo, come evoluzioni dell'Europa, mettendo insieme tante nazionalità, solo che la Russia ha un criterio per cui la nazionalità prevalente è quella russa, mentre in America una nazionalità prevalente anglosassone è meno determinata, e quindi si specchiano, non possono fare a meno l'uno dell'altro. Ecco, lei ha definito Donald Trump Donald il Terribile nel suo articolo. Questa cosa volevo accennare appunto a questo a questo che ha appena detto, effettivamente. No? Allora, lei nota che per i russi sono state molto gradevoli, i russi hanno molto gradito le affermazioni sull'esistenza di soltanto due sessi, il maschile e il femminile, che è uno dei punti chiave della difesa dei valori tradizionali. Forse, diciamo, quello che molti sottovalutano, lei lo ricorda nell'articolo, è che questa difesa dei valori ha motivato la stessa invasione dell'Ucraina, perlomeno a livello propagandistico, no? Vogliamo soffermarci un attimo su questo, perché credo sia interessante da sapere quanto conta questa questione dei valori anche nella guerra in Ucraina. Beh, è una questione un po' artificiosa, sicuramente. La Russia deve giustificarsi con la restaurazione dei valori tradizionali, perché è stata a sua volta distrutta moralmente dai valori occidentali, prima quelli della rivoluzione. In fondo la rivoluzione marxista è a sua volta una derivazione delle filosofie occidentali, e ha distrutto la famiglia, ha distrutto il rispetto della vita e tanti valori. Effettivamente la rinascita religiosa e culturale, morale della Russia dopo la fine dell'Unione Sovietica ha insistito molto su una ripresa di una visione religiosa e ideologica tradizionale molto conservatrice. Nello stesso tempo la globalizzazione ha portato la cosiddetta cultura woke, che di fatto mette in discussione tutti i valori tradizionali. Quindi lì si è creato proprio la polarizzazione ideologica massima, tant'è vero che dopo l'invasione del 22-24 febbraio 2022, una settimana dopo il patriarca disse: dovevamo farlo, altrimenti ci avrebbero costretto ad andare alle parate gay. Che poi in realtà non è che ci sia tutta questa fedeltà ai valori tradizionali in Russia. Ecco, anche perché lei nota che insomma i fedeli sono relativamente pochi, quelli Fedeli sono praticanti. pochi,
è il paese che fa più aborti, che fa più divorzi, anche se adesso cercano di proibire l'aborto, di punire il divorzio. Stanno facendo una politica esasperata nel cercare di fare figli. Pensi che Sì. c'è una norma per cui se una ragazzina di 13 anni, 14 anni al liceo rimane incinta, le viene offerta una cifra per non abortire. Non importa poi dove va a finire il bambino, l'importante è che lo generi. Ma questo non ha nessun risultato. Cioè, il 2024, secondo le statistiche, è stato l'anno con la massima mortalità e la minima natalità dagli anni 90. La Russia adesso, secondo l'Istituto di Statistica, conta 146 milioni di persone. Erano 144 prima della guerra, sono stati aggiunti 2 o 3 milioni dalla Crimea e del Donbass. Ma queste statistiche sono fasulle, come dicono molti demografi. In realtà la Russia è ormai a malapena sui 140 milioni, per un territorio che è un sesto delle terre emerse, quindi anche questi discorsi sono veramente molto artificiosi, tenendo conto appunto che ci sono non solo i 350 milioni dell'America, ma il 1,5 miliardi della Cina e il 1,5 miliardi dell'India dietro. Quelle sono cifre che danno un valore diverso alle parole. Ecco, allora Don Caprio, vista che la società, diciamo così, vagheggiata è molto diversa da quella reale, dove posa allora il potere di Putin realmente? Per anni si è basato solo sull'economia degli oligarchi. Gli oligarchi sono quelli che hanno preso il potere dopo la fine dell'Unione Sovietica e ognuno voleva farlo un po' per conto suo. Putin ha costretto gli oligarchi a lavorare tutti per lo Stato e gli oligarchi russi si basano essenzialmente sull'esportazione di energia e materie prime, che è l'unica cosa che la Russia è veramente ricca. E questo di fatto oggi è la questione in discussione, perché bloccando il mercato occidentale la Russia non so quanto potrà continuare a basarsi su questa forza economica enorme dovuta a queste materie. Le sta vendendo alla Cina, all'India, all'Oriente, però non ha gli stessi ritorni che aveva con l'Occidente, e adesso è tutta economia bellica, quindi si basa sulla guerra, sullo sfruttamento delle risorse per imporre una propria forza militare dove la Russia è superiore anche alla Cina e a quasi tutti gli altri, tranne che all'America e alla NATO. Ecco, un'affermazione invece di Trump che lei scrive ha indispettito i russi è quando Trump ha ridotto il ruolo dell'Unione Sovietica a ruolo secondario, ausiliario nella seconda guerra mondiale. Insomma, Trump ha detto abbiamo vinto noi, americani e britannici. Al contrario, per i russi invece la vittoria è solo dovuta alle truppe staliniane, no? E gli occidentali fornirono un aiuto secondario, ma anche i morti russi furono molto di più di quelli degli occidentali, degli anglo-americani, no? E in ogni caso però Putin ha invitato Trump, lei lo ricorda, a recarsi a Mosca il prossimo 9 maggio per festeggiare gli 80 anni della grande vittoria. Ecco, che ruolo giocano questi 80 anni della grande vittoria? Anche perché lei nota un'altra cosa molto interessante, che in occasione di questi 80 anni, di queste celebrazioni, Putin avrebbe l'intenzione anche di celebrare il successo definitivo dell'operazione speciale in Ucraina, grazie al fatto che anche Trump vuole più o meno la stessa cosa, cioè che si arrivi a una trattativa di pace. Trattativa di pace che però significa sostanzialmente sacrificare l'Ucraina alle mire russe, no? Certo. Beh, lei prima citava il libro che mi fecero scrivere 5 anni fa, nel 2020, sullo zar di vetro, no? Che era dedicato ai 75 anni della vittoria, per la quale Putin aveva preparato una scenografia clamorosa, addirittura costruendo un'enorme chiesa della vittoria dedicata all'esercito, lì dove fermarono i nazisti prima di entrare a Mosca, con tanto di la Madonna con la mitragliatrice, il Cristo con la spada, insomma, una retorica bellica incredibile. Ha rifatto la Costituzione allungando e azzerando i suoi mandati e doveva fare un'enorme parata sulla Piazza Rossa, e invece è scoppiato il Covid e tutto andò un po' a catafascio. Adesso sta cercando di riprendersi, dopo anche questi anni di guerra, questo ideale, questa mistica della vittoria, ricollegandosi con Stalin, visto come uno dei veri grandi realizzatori dell'ideale imperiale della Russia,
in una mistica rovesciata, ateista, ma che del resto usava anche la Chiesa, perché Stalin aveva rimesso in piedi anche la Chiesa ortodossa per gli scopi patriottici. E questa è un'altra cosa che mi ha molto colpito e non credo che sia patrimonio comune di conoscenza dalle nostre parti, no? Stalin è quasi diventato un santino, per assurdo, il re dell'ateismo mondiale. Beh, guardi, Stalin è una figura, questo molto sintetica della storia russa, perché da un lato è il segretario del Partito Comunista, che ha fatto fuori tutti gli avversari, ha preso tutto il potere, dall'altro però aveva una sua versione proprio mistica del comunismo, che gli apparteneva in fondo anche perché Stalin in origine era stato un seminarista che voleva diventare patriarca della Georgia e aveva una sua mistica particolare che secondo le leggende si è poi diventata evidente proprio nel momento in cui Hitler ha tradito il patto Molotov-Ribbentrop, grazie al quale è iniziata la seconda guerra mondiale tra Hitler e Stalin nel 1938. Quando nel 1941 poi ha invaso con l'operazione Barbarossa, la più grande operazione militare di tutti i tempi, la Russia, Stalin si è spaventato. Si dice che volesse fuggire e si dice che sia andato a trovare una santa, una veggente che era paralizzata, cieca, che stava a Mosca, ma che poteva predire il futuro, Santa Matrona. E Santa Matrona gli disse: se tu rimani a Mosca, salverai la Russia e il mondo intero. E quindi poi Stalin, anche per questo, rimise in piedi la Chiesa, che era stata completamente distrutta, anche perché nell'ideologia comunista non c'era abbastanza patriottismo, c'era l'idea dell'internazionale, e lì invece si è puntato sul patriottismo russo. Siccome c'era bisogno anche di usare la Chiesa, allora ha fatto eleggere il patriarca, ha riaperto le chiese. Diciamo che Stalin ha riaperto circa 10.000 chiese ortodosse, poi metà le ha richiuse Khrushchev, poi le hanno riaperte dopo, ma ha aperto facoltà teologiche, istituzioni della Chiesa ortodossa, usando la Chiesa ortodossa come alleata del regime. E questo è stato poi, si è tramandato fino a Putin, perché Putin si è convertito, anche grazie ad alcuni consiglieri spirituali, trovando una connessione tra la religione ortodossa tradizionale e il comunismo sovietico depurato dall'ateismo e da certi eccessi. Per cui depurando, alla fine viene fuori che Stalin diventa appunto un'icona, come Ivan il Terribile, come per altri aspetti Pietro il Grande, che però insomma un personaggio in sintonia con la grande anima russa. I grandi personaggi che hanno fatto la Russia, che non può fare a meno di essere imperiale, che la Russia non è nazionalista. Quando si parla di nazionalismo in Russia si intende invece la volontà di indipendenza dei singoli popoli all'interno della Russia. C'è il nazionalismo ceceno, il nazionalismo tataro, il nazionalismo buriato, ma invece la Russia è imperialista, intendendo l'imperialismo secondo appunto queste tradizioni ortodosse che vedevano Mosca come la terza Roma chiamata a salvare il mondo. Questa mistica, vabbè, l'America non ce l'ha allo stesso modo, però in parte adesso con Trump sta venendo fuori con l'idea che l'America invece è il regno della libertà dei cristiani che portano il loro modello in tutto il mondo. Quindi una nuova Yalta o il timore è ancora che i cavalli dei cosacchi si abbeverino nel Tevere? Vediamo, certo l'idea di Putin è quella di una nuova Yalta e questa è un po' anche l'idea di Trump. Quello appunto di dire facciamo una pace in Ucraina per cui tu ti tieni il Donbass e io mi controllo tutto il resto, perché poi l'Ucraina diventerebbe il caposaldo dell'America in Europa. Visto che l'Ucraina deve essere ricostruita, bisogna fare un sacco di affari, visto che vicino all'Ucraina c'è la Polonia, che è l'alleato militare attualmente più importante dell'America, dall'Ucraina e dalla Polonia l'America potrebbe controllare meglio il resto dell'Europa. E lì davvero ci sarebbe il limite della guerra fredda fra gli interessi di una parte e quelli dell'altra. Non la sento più. Ecco, no, chiedo scusa, dicevo sostanzialmente accettati anche da parte di Putin. Ma sì, alla fine sarebbero accettati almeno come proclamazione attuale di una vittoria ideale.
diciamo, abbiamo cambiato l'ordine mondiale, questo vuol dire Putin. Poi è chiaro che sull'Ucraina Putin non smetterà mai di avere pretese di arrivare fino a Kiev, di conquistare Kiev, di cambiare. Adesso per esempio non lo faranno magari più con l'invasione, però Putin ha detto che lui non ritiene legittimo il presidente Zelensky, che del resto era scaduto l'anno scorso. E quindi se vuole fare trattative lui non le farà con Zelensky, le farà semmai con altri personaggi dell'Ucraina, ma sempre prima vedendo Trump. Guarda caso, Trump oggi ha detto che Zelensky deve preparare le elezioni. E quindi anche lui ha fatto capire, non ti considero molto legittimo. E se ci saranno le elezioni in Ucraina quest'anno o chissà quando, la Russia ha enormi possibilità di ingerirsi nelle elezioni, cosa che fa anche in tutte le altre elezioni, cosa che sta facendo anche in Germania, Sì. elezioni di questo mese. Questo è un altro aspetto che poi, se ha ancora qualche minuto, le volevo chiedere, perché è interessante. Così come le volevo chiedere, intanto lei ha già detto prima, le dazi o non dazi, l'economia della Russia è ancora un'economia bellica che funziona abbastanza bene, no? Giusto? Per adesso sì. Perché Trump ha detto che i prezzi del petrolio devono scendere perché se no la Russia finanzia la guerra troppo facilmente, ma questo non sposta molto la realtà. Punto primo. Punto secondo, le volevo chiedere, prima di arrivare al capitolo tedesco, che lei tocca nel suo articolo in maniera interessante perché si vota il 23 febbraio, si prevede anche un'intervista di Putin a un blogger famoso in tutto il mondo, Lex Friedman, che ha intervistato già Elon Musk, lo stesso Trump, Netanyahu, ma perfino Zelensky e Milei. Che significa questa iniziativa mediatica? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo. 6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre regala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come le volevo chiedere, intanto lei ha già detto prima, le dazi o non dazi, l'economia della Russia è ancora un'economia bellica che funziona abbastanza bene, no? Giusto? Per adesso sì. Perché Trump ha detto che i prezzi del petrolio devono scendere perché se no la Russia finanzia la guerra troppo facilmente, ma questo non sposta molto la realtà. Punto primo. Punto secondo, le volevo chiedere, prima di arrivare al capitolo tedesco, che lei tocca nel suo articolo in maniera interessante perché si vota il 23 febbraio, si prevede anche un'intervista di Putin a un blogger famoso in tutto il mondo, Lex Friedman, che ha intervistato già Elon Musk, lo stesso Trump, Netanyahu, ma perfino Zelensky e Milei. Che significa questa iniziativa mediatica? Non sarebbe la prima, ci sono state altre interviste con giornalisti favorevoli un po' alla Russia, quella appunto di esprimere questa idea mondiale, cioè di un ritorno all'identità dei popoli, alle loro tradizioni e anche di avere un nuovo ordine mondiale. Lui vuole fare
un'intervista che affermi come i valori della Russia sono quelli principali e che questo è in sintonia da questo punto di vista con un po' tutto il mondo. Proprio l'altro ieri il patriarca di Mosca è intervenuto alla Duma, c'erano delle letture del fine del periodo natalizio, dicendo: noi dobbiamo renderci conto che in tutto il mondo moltissimi sono dalla nostra parte, che noi siamo la maggioranza, anche se ci sono dei poteri informativi che cercano di opprimere questo popolo mondiale che crede nell'identità e nella tradizione. Questo l'ha detto il patriarca, figuriamoci Putin. Comunque è l'idea che effettivamente c'è il sovranismo russo, c'è il sovranismo cinese, c'è il sovranismo indiano, c'è il sovranismo adesso magari tedesco, europeo, americano, c'era anche quello brasiliano di Bolsonaro, insomma, che questa è la vera anima del mondo, questo vogliono dirci. E del resto anche il progetto annunciato oggi da Elon Musk, no? Del Make Europe Great Again, Sì. No? Di unire tutte le forze sovraniste d'Europa, va molto in questo senso. Ecco, a proposito di elezioni, lei ricorda anche che si vota in Bielorussia. Votato domenica scorsa. Si è votato in Bielorussia e che come dire, la finalità dell'operazione per Trump, chiedo scusa, per Putin, il disegno, diciamo così, finale è quello di proclamare uno Stato unitario tra Russia e Bielorussia, dove poi potrebbe rientrare in prospettiva anche l'Ucraina. Questo è il passaggio? Ma lo Stato unitario in realtà è C'è già proclamato, almeno sulla carta, da molti anni, però il presidente bielorusso Lukashenko è anche una vecchia volpe che non ha mai realizzato veramente tutti i progetti, si è sempre tenuto un po' le mani libere e adesso ormai è vecchio, è malato, è più di 30 anni che è al potere e quindi è all'ultima fase del suo potere, si vuole proprio incastrarlo del tutto e fare questo Stato unitario in modo totale. E questo darebbe una spinta in più perché si chiama Bielorussia perché vuol dire Russia bianca, ritornando ai tempi in cui si suddivideva la Russia come Grande Russia, quella di Mosca, Russia bianca, quella di Minsk, piccola Russia, quella di Kiev, la Malorossia, che è stata molto contesa con la Polonia. Quindi fare lo Stato unitario tra Mosca e Minsk è come dare già un invito a Kiev e Putin non rinuncerà mai a questa idea. Non diranno mai che l'Ucraina è uno Stato autonomo, indipendente, sovrano. Diranno sempre che è una parte della Russia, della storia russa che deve rientrare in un modo o nell'altro. Anche se nel disegno di Trump che lei enucleava prima, l'Ucraina ha un ruolo invece per gli Stati Uniti importante. Ha un ruolo per l'Occidente, anche per l'Europa, perché noi stiamo parlando di Trump e di Putin, ma se l'Unione Europea, al di là delle manipolazioni da parte di Putin o da parte di Musk e Trump, prendesse una sua iniziativa, come in parte ha già preso anche, poi c'è anche la Gran Bretagna che gioca un ruolo un po' a parte, però lì si potrebbe veramente parlare di Ucraina come un luogo dove si giocano i destini un po' del mondo del futuro, perché da sempre l'Ucraina è quella parte del mondo russo che invece guarda Occidente, è legata all'Occidente. Da un lato è vero che non c'è una netta divisione etnica, storico-culturale tra russi e ucraini, perché per tanto tempo sono stati insieme e l'Ucraina è esistita come Stato nazionale solo da 30 anni. Ma è anche vero che invece dai tempi originari della Rus di Kiev, lì ci sono parti di quella realtà, di quel mondo che si è legata alla Lituania, alla Polonia, all'Europa, all'Austria-Ungheria, alla Germania, anche nazista, cioè in vari modi, alcuni discutibili, altri meno. Oggi vediamo che cosa si riuscirà a fare. Ecco, lei definisce molto ghiotta nel suo articolo, ne parlavamo poco fa, ne accennavamo, l'occasione del voto in Germania, il prossimo 23 febbraio. Quali sono in sintesi gli interessi di Putin
della Russia, per meglio dire di Putin, in relazione al quadro tedesco? Beh, quelli di Putin sono molto personali, perché lui era il capo dell'ufficio del KGB a Dresda, era uno dei padroni della Germania Est, e l'essere dovuto nell'89 tornare in Russia quando si erano unificate le due Germanie è stata la più grande offesa personale della sua vita. Ma al di là della vicenda personale di Putin, noi ce lo dimentichiamo ormai che la Germania era una parte del mondo sovietico e che la parte più radicale, più conservatrice, oggi addirittura neonazista, è in buona parte espressione della ex Germania Est, Germania comunista che è rimasta delusa dall'unificazione, che pensava di trovare nell'unificazione il paradiso e invece ha trovato anche tanti problemi. Quindi in Germania si confrontano un po' anche lì le due anime dell'Oriente e dell'Occidente, come anche in Ucraina e in Russia. E questo dal punto di vista della Russia è una cosa che si percepisce in modo molto netto. E infatti l'AfD, l'Alternative für Deutschland, partito che rischia di vincere le elezioni del 26 febbraio, partito neonazista, è un partito apertamente filo-putiniano. Allora avremo, come dire, un quadro per chiudere la sua visione di insieme, Don Caprio. Avremo un quadro in cui c'è sintonia tra l'America di Trump e la Russia di Putin sotto le cose da un punto di vista sostanziale. Una nuova Yalta, dice lei, scrive a un certo punto, no? La parte più sacrificabile in questo disegno diventa non solo l'Ucraina, ma per esteso l'Europa. E lei conclude l'articolo scrivendo: lo zar e l'imperatore si dividono il mondo e tutti gli altri stanno a guardare. Naturalmente Europa a parte e Cina, abbiamo detto prima. L'Europa sta a guardare perché non ha una propria personalità e quindi non sa cosa dire, diciamo, non sa come intervenire. La Cina sta a guardare fregandosi le mani e dice: ecco dai, quelli si mettono d'accordo e noi facciamo i soldi da una parte e dall'altra. Con un'attitudine molto empirica, diciamo così. Però non si può dimenticare che l'Europa ha un'enorme forza economica purtroppo non politica e non militare. Se avesse almeno un po' di unione politica, unione militare corrispondente alla grande forza economica dell'Europa, l'Europa potrebbe davvero dare una svolta a questi processi. Per adesso, a proposito di militare, lei intravede in tutte queste in questi, diciamo, in questa ridivisione del mondo secondo queste linee un'occasione, o meglio, un pericolo, diciamo così, di aumento delle possibilità di guerra o al contrario, appunto, una nuova Yalta tiene tutto sotto controllo? Beh, tutto sotto controllo bisogna un po' difficile. Costruire il controllo, perché dopo la seconda guerra mondiale, dopo Yalta, con Yalta si è costruita l'ONU. L'ONU oggi non ha più nessuna voce in capitolo. D'altra parte, se nel Consiglio di sicurezza dell'ONU ci sono ancora le nazioni che hanno vinto la seconda guerra mondiale, vuol dire che l'ONU è un'organizzazione rimasta ancorata al passato. Bisognerebbe creare una nuova ONU o nuove forme di cooperazione che corrispondano meglio alla realtà di oggi. Anche la NATO, come da un lato dice provocatoriamente Trump, va rifatta, perché non è più l'America che protegge l'Europa come era ai tempi della guerra fredda. L'Europa deve imparare a proteggersi un po' da sola, ma allora se veramente gli europei mettessero il 5% alla difesa, l'interesse sarebbe quello di rafforzare la NATO o di creare una realtà diversa dalla NATO o un'evoluzione della NATO? Queste sono questioni che andranno affrontate negli anni prossimi. E il fattore militare è imprescindibile, però. Beh, anche perché ormai con 3 anni di guerra l'economia mondiale si è molto remilitarizzata e questo è un dato di fatto, piaccia o non piaccia. Un fattore comunque obiettivo. Adesso, per esempio, tutti parliamo dell'intelligenza artificiale, sì, come il futuro imprescindibile per il mondo, eccetera. Ma le tecnologie dell'intelligenza artificiale, come quelle nello spazio, da dove vengono? Vengono purtroppo dalla tecnologia militare. Quanto più si sviluppano i droni per bombardare la Russia e l'Ucraina,
vicendevolmente, tanto più i droni diventeranno parte della nostra vita quotidiana. I droni ormai sono già parte della nostra vita quotidiana. Quindi c'è un passaggio dalla guerra che è un passaggio, non dico positivo, ma inevitabile, di trasformazione dell'economia e della realtà del mondo. Ecco, no, Stefano Caprio, le chiedo se ha ancora qualche minuto di tempo, perché volevo toccare un altro argomento relativo all'ultimo articolo pubblicato su Mondo Russo, sul dorso appunto di approfondimento russo di asianews.it, che ha a che fare con il rapporto tra il potere civile temporale, diciamo così, e quello spirituale, tra virgolette, anche se mi è un po' difficile definirlo spirituale questo potere, ma comunque lei racconta in maniera per me molto interessante di come si siano tenute a Mosca dal 26 al 30 gennaio le letture natalizie internazionali formative che sono state organizzate dal Patriarcato di Mosca. In realtà non è una cosa nuova, è giunta alla 33esima edizione questa iniziativa, no? Che nacque subito dopo la fine dell'Unione Sovietica. Lei scrive, e il 7 gennaio del 92 si era già celebrata per la prima volta il Natale in un contesto di liberazione dall'ideologia comunista, no? Per diversi anni queste letture natalizie, lei osserva, sono state un ambito di incontro, credo anche interessante, tra ortodossi, cattolici, protestanti, intellettuali russi, intellettuali stranieri, diversi orientamenti filosofici e culturali, insomma, facevano parte di quella rinascita del decennio degli anni 90 che in qualche modo poteva far pensare anche a un'evoluzione positiva dopo il comunismo. Nell'era putiniana però le cose sono cambiate, lei sottolinea, no? Queste letture sono diventate una rassegna ideologica della nuova Russia. E la cosa molto interessante è che qui i confini, diciamo, tra l'ambito appunto temporale e quello religioso, tra virgolette, ecclesiastico, sono sempre più labili, diciamo così, no? E tutte e due le istituzioni, diciamo, concorrono a esprimere i valori tradizionali, le categorie fondamentali del mondo russo, il modello di relazioni politiche, culturali, sociali, sessuali, economiche, anche dei paesi che devono avere a che fare con la Federazione Russa. Insomma, direbbe De Gaulle, vasto proposito. Ma questo proposito quanta gente lo fa proprio? Perché poi appunto dall'altra parte lei sottolinea, cioè, non si può misurare il consenso a Putin probabilmente in termini realistici, ma i fedeli, diciamo, della Chiesa russa sono relativamente pochi e poco praticanti. Quindi, diciamo, dove si condensa tutta questa opera ideologica, di costruzione ideologica? Sì, si condensa proprio nel rapporto tra la Chiesa e la politica e tra la Chiesa e l'esercito. Il fatto che ci sia poca frequenza alla Chiesa ci fa capire che appunto è un modo per usare la religione come ideologia di Stato che ha sostituito quello che era prima l'ideologia comunista. Cioè, la Chiesa ortodossa russa ha oggi la funzione che aveva il Partito Comunista nell'Unione Sovietica. All'inizio sembrava invece che ci fosse davvero libertà, tant'è vero che io ho partecipato alle prime 5 edizioni di queste letture natalizie, che erano un grande dibattito teologico e culturale, ed eravamo molto amici del patriarca, che era il più filo occidentale di tutti. Lì loro cambiano facilmente orientamento perché non c'è appunto un radicamento. Diciamo la rinascita religiosa, che all'inizio era una ricerca vera di tornare a riscoprire la religione, poi è diventata la rinascita ecclesiastica della Chiesa ortodossa come Chiesa di Stato. E lì le distanze tra Chiesa e Stato nella tradizione ortodossa non si vedono. È quella che si chiama la sinfonia. La sinfonia vuol dire un sistema per cui Chiesa e Stato sono sullo stesso piano e devono concorrere agli stessi scopi. Lo Stato con la forza, il governo con l'economia, la Chiesa fornendo gli argomenti spirituali. Ecco, una cosa che la Russia ha ereditato fin dall'impero bizantino, mentre poi la Chiesa cattolica, quando ha sostituito l'impero romano, di fatto, come struttura di potere, diciamo, ideale, Roma è diventata la sede del Papa, e per un certo periodo nel Medioevo si proponeva la teocrazia, cioè la superiorità del potere del Papa su quello dell'imperatore.
tra il 1000 e il 1500, questo è stato il ritornello, no? La teoria delle due spade, il potere spirituale e il potere temporale, tutte e due in mano al Papa, che era monarca dello Stato, della Chiesa, fino al 1870. Quindi sono state varie varianti. Oggi la teocrazia esiste ancora nei paesi islamici, come in Iran, dove l'ayatollah è superiore al presidente, mentre gli Stati Uniti e poi tutto il mondo occidentale ha scelto la divisione, la separazione dei poteri, che però funziona in modo diverso un po' in tutti i paesi. Anche nella stessa America, dove teoricamente è una separazione assoluta, tanto che non c'è nessuna possibilità neanche di fare concordati, di fare accordi. Però noi vediamo per esempio che lo stesso trumpismo, il sovranismo trumpista, è molto sostenuto dai movimenti religiosi pentecostali, protestanti, evangelici, più spinti dal punto di vista del tradizionalismo anche cristiano. E quindi sono schemi diversi che danno risultati a volte appunto impressionanti, come in Russia, dove il rapporto stretto è tra la Chiesa e il governo, ma ancora di più tra la Chiesa e l'esercito. C'è proprio questa idea. D'altra parte, vede, la parola ortodossia nacque ai tempi dei concili antichi per indicare la difesa dalle eresie. Chi non accetta il credo niceno-costantinopolitano è un eterodosso. E allora noi dobbiamo trovare strumenti di difesa della vera fede. Difesa della vera fede, difesa militare. Quindi c'è una mistica che noi in Occidente abbiamo usato durante le crociate, nelle guerre con i saraceni, in secoli passati, che è tornata. In un certo senso stiamo tornando un po' al Medioevo. Ecco, lei commenta anche, allora, alla luce di tutto questo naturalmente non stupisce che anche la Duma, cioè il Parlamento di Mosca, abbia cominciato a tenere degli incontri natalizi uguali alle letture patriarcali e speculari, no? E vi è intervenuto il patriarca Kirill, il quale ha detto una cosa interessante in questo quadro chiarissimo che lei ha tracciato. La cosa interessante è che riguarda anche un pochino noi, perché lei lo sottolinea molto chiaramente. Kirill ha detto, anche se noi spesso non veniamo capiti all'esterno, cioè fuori dalla Russia, una parte molto significativa dei cittadini dei paesi dove avvengono i pericolosi processi che contraddicono i comandamenti divini, distruggono la natura morale, spirituale e fisica della persona umana, cioè laddove diciamo ci sono i segni dell'involuzione contraria ai valori da tutelare, beh, in realtà diciamo proprio in quei paesi dove avvengono questi processi la maggioranza è dalla nostra parte, anche se loro non hanno la possibilità di esprimere il loro parere. E quindi lei dice lo scopo dei proclami e della propaganda di Stato e Chiesa, che lei ci ha appena descritto, non è tanto convincere soltanto i propri sudditi, siano tanti o siano pochi, e in ogni caso hanno difficoltà a esprimere la propria opinione, ma appellarsi, diciamo così, alle idee sovraniste, di sovranismo etico nel resto del mondo. E questo, diciamo, proietta ulteriormente la potenza russa sullo scenario mondiale, no? Sì, infatti questa espressione del patriarca l'avevo accennata prima, proprio per dire che la guerra della Russia è per un controllo del mondo, secondo loro per difendere il mondo dalla degradazione morale. Questo è un ritornello che in Russia aveva avuto già grande forza durante il periodo del Covid. Durante il periodo del Covid i russi dicevano che il Covid è un'invenzione occidentale per cancellare l'immagine di Dio dall'anima dei russi. E i più esagitati Novax erano i monaci che sostenevano appunto questa tesi. Quindi c'è dietro anche questo periodo, dentro queste radicalizzazioni, che poi hanno riferimenti a diverse espressioni appunto della cultura, della cancel culture, che non vuole più appellarsi agli schemi del passato. Ma dobbiamo trovare una via di mezzo, perché se Trump ha vinto in America è anche perché la maggior parte degli americani è stanca della cancel culture così come è stata espressa. Questo bisogna ammetterlo. E la stessa cosa potremmo dirlo in parte perfino per la vittoria di Giorgia Meloni in Italia.
e di altri personaggi in giro per l'Europa o per il mondo. Quindi lì si gioca il futuro del mondo, e non deve essere lasciato solo agli slogan della propaganda, perché la Russia appunto dice: gli occidentali sarebbero dalla parte nostra se non fossero dominati dai poteri informatici, dalle nuove tecnologie che entrano nell'anima, i social network, eccetera. Quindi bisogna intervenire lì. Ma in realtà sono i russi i primi che vogliono dominare in questo mondo virtuale. Dobbiamo tornare un po' al mondo reale, anche noi cristiani, cattolici e protestanti, chiederci quanto la religione ha senso per la vita sociale oggi. Anche noi italiani europei, quanto il nostro difendere l'identità nazionale o patriottica o dell'Europa ha un senso per noi, insomma. Chi è che la esprime veramente? Questo è, se no, alla fine facciamo il gioco di Putin e di Kirill. Ecco, l'ultima cosa, proprio prima di salutarci, Don Caprio, Chiesa, Stato e appunto esercito, no? E guerra, sono 4 parole chiave per leggere anche la realtà attuale russa. Tra l'altro c'è un articolo molto bello che invito chi ci ascolta a leggere sui santi vincitori della Russia militante, no? Una sorta di nuovo martirologio patriarcale, lei ha scritto, in cui i santi protettori della Russia ortodossa vengono associati a determinate categorie professionali e a tutte le dimensioni della vita militare, no? Perché poi tutta questa visione si concentra anche in una visione molto bellica, bellicista. Allora mi viene da dire, come si può parlare di dialogo non solo interreligioso, ma proprio anche politico in un quadro di questo tipo? Da dove mi deve saltare fuori il germe del dialogo, secondo lei? Beh, noi non abbiamo mai interrotto come cattolici del tutto, per esempio, il dialogo con il Patriarcato di Mosca, ma non si riesce effettivamente ad agganciare gli argomenti, perché su questi aspetti bellici, militari, è impossibile. Cerchiamo di entrare, faccio un esempio, ci fu prima della guerra, nel 2016, uno storico incontro tra il Papa di Roma e il Patriarca di Mosca. Si incontrarono a L'Avana, fu l'unico incontro della storia, si misero d'accordo anche per aiutare la Siria, aiutando i cristiani perseguitati in Siria, i profughi delle guerre islamiche in Siria. Questo fu anche sfruttato dai russi come una giustificazione della loro presenza in Siria. Però si fece un grande progetto di aiuti umanitari cristiani, ortodossi, cattolici alla Siria. Anche adesso la Santa Sede cerca di entrare nelle trattative possibili tra Ucraina e Russia, puntando soprattutto sugli aspetti umanitari, i bambini che vengono deportati di qua e di là, i prigionieri che devono essere restituiti. Credo che bisognerà puntare su un dialogo appunto di questo tipo, non militare, cioè non sulla forza, ma sulla possibilità di ricostruire la realtà, di ricostruire le famiglie, l'umanità. Su quello speriamo che un domani anche l'esaltazione della guerra possa cedere di più a una voglia di far rinascere insieme il mondo. Allora io, ringrazio Don Stefano Caprio. Mi verrebbe da chiudere con una stupidissima domanda, questa lunga conversazione interessantissima. Insomma, lei che è un grande esperto di storia russa, come la vede? Come le chiederebbe l'uomo della strada. Come la vede? Perché diciamo i tasselli del puzzle che lei ci ha illuminato, qualche preoccupazione ci portano per forza ad averla, no? O ce ne sono per paradosso meno rispetto a qualche anno fa? La vedo un po' meglio dal punto di vista del conflitto, perché credo che si stia esaurendo. Anche se Putin dirà che è merito suo, comunque è una, diciamo, conseguenza del dinamismo stesso della guerra. Oltre non si può andare, se no si spacca l'economia. E quindi speriamo che qui si possa ragionare appunto su almeno la ricostruzione delle realtà distrutte e di rimettere un po' insieme i pezzi. La vedo molto male per quanto riguarda la Russia in quanto tale, cioè la Russia, come ha fatto più volte nella sua storia, ha esagerato nel proporre un modello di se stessa che in fondo è autodistruttivo,
oltre a distruggere gli altri. Quindi tutto quello che sembrava essersi riaperto dopo il comunismo è stato nuovamente distrutto. È un po' quello che è successo dopo la rivoluzione, no, del secolo scorso. Per molto tempo l'Unione Sovietica, la Russia sovietica è rimasta oppressa e sottomessa a un potere totalitario, e sarà così anche adesso. Speriamo che non duri troppo. L'Unione Sovietica è durata 70 anni. Speriamo che il totalitarismo putiniano, che comunque è già un quarto di secolo che è al potere, non duri per altri 50 anni. Ecco, viene da dire che una Russia laica e democratica, per come queste parole suonano nella nostra cultura, è un po' difficile immaginarsela. Difficile da immaginare, purtroppo. Comunque, grazie davvero a Don Stefano Caprio. I suoi articoli li trovate nella rubrica Mondo Russo su asianews.it. Grazie ancora, Don Stefano, per la sua disponibilità. Grazie a voi, grazie. Avete ascoltato Auto da Fè.